7 febbraio. Ricordarsi a vitamina D. Io che avevo segnato sul calendario perché già ero stato al dottore un fiato di giorni prima e che aveva riscontrato negli esami del sangue che avevo vitamina D molto bassa e quindi mi aveva dato queste boccette d'attore ogni 15 giorni in modo da alzare un fiato il livello di vitamina D nel sangue. E mi aveva detto che dovevo ciappare aria e dovevo cercare di stare un fiato in strada, di stare un fiato al sole, perché ero probabilmente anche sempre massa all'interno e quindi a me vitamina D e era veramente massa bassa. E ora che avevo scritto sul calendario, così quella mattina che ho tirato fuori la boccetta e mi ho trovato a dover bere sta roba oleosa che mi faceva anche un fiammotto di stomaco. E ora come che mi aveva detto il dottor, goccia paia ho messa su un fiato di moena di pan e dopo ho messa in bocca e mi ha mangiata. 11 febbraio. Renato se veniva a salutarmi con sua sorella. Bah, è strano che sul calendario mi abbia scritto che un mio amico se veniva a trovarmi con sua sorella. Forse è un fia meno strano se penso che Renato da un fia di anni si aveva trasferito in Spagna e quindi siccome è già un mio amico che ormai si aveva trasferito, forse io avevo segnato perché già era stata una bella notizia, un bel evento. E mi aveva detto che veniva per trovare sua mamma perché si trovava a casa di riposo a Pos dal Pago, che è in provincia di Beun. E così è arrivata in Spagna, è andata a trovare sua mamma a casa di riposo e dopo stessa mattina è venuto dritto da casa di riposo a casa mia con sua sorella e se avevamo fatto il caffè, se avevamo fatto Doridae, che avevamo parlato, se avevamo ricordato tante robe che insieme avevamo vissuto e dopo se avevamo salutato per un fiato di giorni non se avevamo più visto perché già era giusto che io si dedicasse a sua famiglia e a sua mamma che già era venuto a trovare. 21 febbraio. Ricordarsi vitamina D. Renato se torna a trovarmi con sua sorella. A mezzogiorno, dopo aver mangiato, mi ho tolto un'altra boccetta di vitamina D. E Renato, dopo che è andato a trovare sua mamma a casa di riposo di Pos dal Pago, è venuto direttamente a casa mia. Anche stavolta è venuto a casa mia dopo essere andato a trovare sua mamma e mi ha detto che è salia partito dopo un paio di giorni, dopo un giorno o due è salia partito e salia ritornare in Spagna e così se avevamo abbracciato che ho augurato buon viaggio, che ho detto di star attento, che ho detto che spero di rivederlo in futuro e se avevamo essere così. Dopo 3 giorni, improvvisamente, per televisione, parla del coronavirus in Italia. Un caso di coronavirus nel nostro paese. Ma il coronavirus non era in Cina? Ma scusa, ma il coronavirus non è una malattia cinese? La polciapar i cinesi e a Cina si lontana da ni altri. Cosa c'entriamo ni altri col coronavirus? Perché ni altri siamo abituati che guardiamo la televisione, tutto ne par sempre ontan, tutto che capita sempre agli altri, tutto come se fosse una notizia che ne viene
raccontata, ma che comunque a niente non interessa, perché tutto è marginale, tutto è ontan, tutto è come un per sentito dire. E non pensavimo che e a Cina fosse così vicina, e se per gli altri andare in Cina sarebbe sta così ontan, altrettanto è ontan sarebbe sta per il virus arrivare da gli altri. E invece gli annuncia per televisione che in Italia che c'è dei casi di coronavirus. Dove? In Lombardia. Ah beh, se sei in Lombardia, sei ontan. Sempre per lo stesso discorso, sempre per lo stesso ragionamento, che noi altri guardiamo in televisione pensiamo che tutto quello che succede sempre agli altri, perché mai vedremo in televisione, in un telegiornale che parla degli altri, è più facile che se parla di quest'altri, e quindi è a Lombardia si lontana, che se dei casi di coronavirus, ma sei in Lombardia, ma passa poche ore, e viene da un altro annuncio, che c'è un'altra zona rossa in Italia. E zona rossa è quella zona dove che c'è i contagi, è zona pericolosa. In Italia che c'è una zona pericolosa in Lombardia, e che ne annuncia un'altra nel Veneto. Nel Veneto. Ma come nel Veneto? Ma come è possibile che capita una roba così nel Veneto? A Venezia. A Venezia, nella mia città, e a città in cui credevimo che non succedesse niente, perché ci sentivimo protetti e sicuri. Non è possibile che succeda questo nella mia città. Nella mia città, se Dio succeda tutto quello che vedevo guardando il telegiornale e che pensavo che potesse capitare solo lontano dal paese in cui mi trovo me. E invece la verità è un'altra. La verità è che il coronavirus è arrivato in Italia, è arrivato in Lombardia, che è diventata una zona rossa, e dopo è arrivato anche a Venezia, che è diventata un'altra zona rossa. E dopo pochi giorni, siccome tanta gente si scampava di qua e di là col treno e con tutti i mezzi che aveva, il governo ha deciso che l'Italia era diventata tutta una zona rossa, dal nord al sud, isole comprese. E così, dove che mi goessa il cuore, in qualche CAE, in qualche campieo, dove che mi go divertito e ho fatto la mia infanzia. In questo momento non cammina nessuno. In questo momento tutto è fermo e tutto è silenzioso. L'acqua è diventata cristallina. I miei ricordi se restai là e mi non vedo l'ora di tornare per tornarmi a torre il cuore, senza cui non posso più vivere.